Oggi è fondamentale mantenere la calma e dialogare tra istituzioni. Il rapporto con la Regione Veneto è strettissimo, il confronto ci sta consentendo di mettere in piedi un'organizzazione che di fatto raccoglie quelle che sono le grandi disponibilità e la grande generosità delle nostre comunità. Parla come sindaco e presidente ANCI del Veneto Mario Conte, che se da un lato si appella alla calma, dall'altro spinge sul coordinamento di tutte le iniziative a sostegno del popolo ucraino. Una cabina di regia come quella a cui sta lavorando la prefettura proprio accanto all'US2, ai sindaci e all'ente provincia. Dal Sant'Artemio il presidente Stefano Marcon si dice pronto a fare la propria parte per un'accoglienza regolata. La Marca è il territorio che finora ha visto arrivare più profughi in Veneto, 780 stando ai dati di giornata. Stiamo parlando di persone, di donne, di bambini, di persone che scappano dalla guerra, scappano dalle bombe, e quindi accoglienza senza se, senza ma, però è fondamentale che ci sia una struttura organizzativa e una regia. Un'ondata migratoria inedita che richiede azioni specifiche sia per l'inserimento sociale che eventualmente lavorativo. Arrivano persone diverse da quelle a cui eravamo abituati, e quindi non più magari giovani e ragazzi, ma donne con bambini e spesso anziani barra anziane, con bisogni sociali, lavorativi totalmente spostati rispetto a quelli a cui eravamo abituati. L'accoglienza per il momento è diffusa, la stragrande maggioranza arriva in Italia con sistemazioni già prefissate, così a Preganziol. Sono arrivate 15 persone, tutte tramite canali strettamente privati. Siamo stati notiziati degli arrivi come da protocollo e adesso la situazione è di mappatura. In campo anche la questura di Treviso, che a tutti i profughi in arrivo distribuirà un opuscolo redatto in italiano, inglese e ucraino, potenziando gli sportelli immigrazione del capoluogo e di Conegliano. Tutte le informazioni sul sito www.poliziadistato.it.